Detto questo, per essere competitivi con altri paesi, chissà neanche tanto evoluti dell'Europa, visto che comunque questa idea di smart parte dall'Europa, è un monito che c'è, un monito, quindi monito che ci Eh arriva, quindi sì. dopo arriverà sulla testa la famosa direttiva cadenziata. Che passi dovrebbero fare i nostri land, diciamo così, le nostre aree, comuni che poi non riescono neanche ad unirsi, perché poi abbiamo visto che le unioni di comuni sono un'altra cosa difficilissima. Quali step dovrebbero percorrere per essere attrattivi, ma attrattivi per la qualità della vita che viene offerta? Qualità in senso naturalmente moderno, perché poi in altri termini potrebbe essere un ambiente sano, salubre, che... Mm. Ma diciamo che noi abbiamo da un lato, oggi forse come mai, come non mai, delle opportunità che la tecnologia ci offre e che ci permette di utilizzare per dare servizi e anche per rendere i servizi più a portata del cittadino, sia del turista ma anche del residente, perché poi più i nostri territori sono belli e accoglienti, più possiamo pensare di mantenere i residenti in loco. Un elemento importante è capire che il nostro territorio, così altamente frammentato, in così tanti comuni di piccola dimensione, non è un territorio nel quale i confini del comune siano una sorta di muri e tra un comune e l'altro ci sia una sorta di frontiera da attraversare ogni volta che passiamo. In realtà il disegno del confine comunale è un disegno che sta sulla carta, è un confine Anzi, amministrativo. ormai non... Però in realtà noi viviamo in territori che sono molto più liquidi in qualche modo, no? Dove usiamo il territorio a seconda di usi che ne vogliamo fare. Se andiamo in bicicletta usiamo le piste ciclabili, se utilizziamo i mezzi pubblici o utilizziamo l'automobile oppure vogliamo fruire di determinati servizi, da quelli banalmente enogastronomici ai servizi per esempio turistici per il tempo libero o piuttosto anche allo stesso sistema di supporto che può esserci per l'inclusività sociale, no? I servizi sociali, Sì. o piuttosto anche i servizi per gli imprenditori, per l'imprenditoria. Ora, questi servizi non sono legati al singolo comune, ma sono distribuiti sul territorio secondo diverse filiere, diverse modalità. Ora noi dobbiamo far sì che a livello di land, a livello di territorio, questi servizi vengano ottimizzati, presentati e proposti secondo un'organizzazione che deve essere un'organizzazione smart, intelligente, Infatti, moderna. esatto. Per esempio, cercare di creare una fusione tra i vari agenzie di trasporto pubblico, per esempio. Questa Che potrebbe essere una. Però lì ci scontriamo con la politica, con interessi. In Italia è sempre un po' così, perché qua voi affrontate il tema del trasporto, che è importantissimo, concepirlo in un modo intelligente, e poi vediamo che nella concreta realtà questo diventa inattuabile, oggetto addirittura di campagne politiche, elettorali o quant'altro. Ma è possibile? Cioè i cittadini Allora, sono un po' diciamo che esasperati da è questo. molto difficile perché noi ci portiamo dietro un sistema che è stato costruito nel tempo e che è molto, molto, diciamo, strutturato. Sì. Un- Se, per dirla con i termini di un filosofo che si chiama Bauman, un po' troppo solido, no? E quindi che lo prendiamo e lo spostiamo da una parte all'altra, sempre quel E solido quello deve resta. Se essere. abbiamo un E cubo guai è se che cade. sia qua o che caschi per terra dal tavolo. Ecco, oggi in realtà noi dobbiamo pensare che la nostra economia deve diventare, sempre per dirla con Bauman, liquida. Cioè noi dobbiamo essere più adattabili alle situazioni, come un liquido lo è se lo versiamo su un tavolo o in un recipiente. Però il liquido rimane sempre liquido, rimane sempre quello che è, se è acqua, se è olio, qualsiasi altra cosa. L'adattabilità significa che di fronte a questo scenario di crisi anche i sistemi solidi devono riadattarsi e quindi noi dobbiamo superare e far sì che la nostra azione anche di aiuto, di intervento presso le amministrazioni pubbliche, presso i politici, presso la politica in generale, sia quella di indicare una strada che è quella dell'ottimizzazione e del miglioramento dell'attuale sistema. Quindi andando a lavorare su tutti quegli elementi che costituiscono delle cose non intelligenti, non sostenibili e non inclusive. Quegli elementi là sono quelli sui quali dobbiamo lavorare. Per fare una battuta,
molto spesso si dice guardiamo le buone pratiche, perché dalle buone pratiche sì. prendiamo degli esempi. Ecco, in questo momento dico anche no, guardiamo quelle peggiori, cioè andiamo a lavorare sulle cosiddette worst, no? Non solo sulle best, andiamo a vedere le E cerchiamo di peggiori migliorare e, quelle. e dobbiamo risolvere quel problema, perché in realtà noi il rischio è quello di vedere solo un pezzettino del tutto, no? Solo un pezzo di quello che è la nostra economia e il nostro sistema. Oggi noi funzioniamo e per il futuro dei nostri figli funzioneremo bene se abbiamo lo scenario e la visione complessiva. Quello che Infatti. manca non è ciò che dobbiamo fare, non sono le idee, le soluzioni, perché poi abbiamo veramente moltissimo. Mai la nostra cultura tecnologica, sociologica ha sviluppato così tante idee e ipotesi di soluzioni. Il problema principale è la visione, è lo scenario, è costruire una visione di futuro. Però questo non si può pensare che ce l'abbia una persona che decida tutto lui per gli altri. Assolutamente, Questo va infatti. costruito e l'Europa in questo senso ci dice dovete farlo secondo questa logica, dobbiamo farlo con i cittadini, con le imprese, secondo modelli partecipativi. Questo si intende globalizzazione o mantenimento dell'identità? Questo significa mantenere l'identità nella globalizzazione, perché noi nella globalizzazione rischiamo da un lato di andare in qualsiasi posto del mondo e trovare le stesse cose Sì, che quello troviamo che qua. è una posto di una Scendiamo tristezza dall'aeroporto, infinita. prendiamo il pullman, andiamo in un Cioè, gli posto aeroporti che sono pensiamo, uguali ormai, che cioè è pensiamo terrificante. di trovare il posto più esotico e poi troviamo ovviamente, non so, la grande catena di fast food, Esatto. no? Allora, questo va certamente bene perché anche i nostri prodotti noi li esportiamo in tutto il mondo, eccetera. Però insomma, Però come noi possiamo vendere il nostro territorio qui e non da qualche altra parte è unicamente qui. Noi non infatti, possiamo dire vivi bene come si vive in Veneto in un altro luogo. Se vuoi vivere bene come si vive in Veneto, devi venire ad abitare qua. Però dobbiamo farti star bene. Per farti star bene dobbiamo avere una visione, no, in questo senso, di un land, di un Veneto smart, di un territorio smart, le nostre province, non sapremo se le avremo ancora, le città metropolitane, quello che sarà, dei territorio, nostri sì. comuni, dei nostri territori, che abbiano un'attenzione diversa rispetto a un tempo a quelle che sono le esigenze dei cittadini, che vuol dire bambini, famiglie, anziani, imprese, turisti, tutti quelli che usano il territorio. Infatti, voi questo messaggio qui, questo manifesto che avete elaborato, eccetera, lo andate a presentare soprattutto alle amministrazioni, no? Agli operatori del Sì, settore, quindi è un messaggio che deve essere anche veicolato a chi gestisce, diciamo che amministra. è un messaggio culturale il Sì, sì, beh, nostro, ovvio, è tanto è un un'operazione passaggio assolutamente culturale che... culturale, non per niente è la linea guida della Green Week del Veneto che dal 17 al 24 vedrà varie località del Veneto impegnate a ragionare di intelligenza, di sostenibilità, di inclusività, eccetera. Questo manifesto, che poi adesso diventerà anche è diventato un libro edito da Marsilio, verrà presentato lunedì prossimo, il 17 a Montebelluna, in un incontro il pomeriggio, ma eh, diciamo che l'obiettivo è quello di dire la strada è questa, gli strumenti per percorrere la strada li abbiamo, cioè come dire, C'è tutto. la strada ce l'abbiamo, l'automobile c'è, se volete c'è anche chi guida, però dobbiamo decidere dove andare. Allora dobbiamo decidere se andare da una parte o da un'altra, in che direzione andare. L'Europa in qualche modo ci dice quale direzione andare e i documenti programmatici anche del governo e anche delle nostre amministrazioni regionali stanno chiudendo su queste azioni che sono le azioni del futuro per noi, intelligenza, sostenibilità e inclusività. Allora, se questa è la strada, dobbiamo però costruire un percorso, un modo Certo, per farlo assieme. ecco, Ecco. l'ultima obiezione che faccio perché siamo al termine della trasmissione, l'Europa in questo momento non viene vista da diversi paesi, non solo dal nostro, bene, cioè dalla popolazione non viene vista bene, perché? Perché ci ha messo sotto gioco, perché le politiche a cui ci ha costretto non sono state politiche produttive ma anzi involutive, perché ha messo sotto scacco diversi paesi creando un'involuzione sotto un regime di grande sobrietà, eccessiva sobrietà. Quindi quello che parte dall'Europa come suggerimento viene recepito veramente male, sempre peggio da tantissimi cittadini, da tantissimi paesi.
Può essere che questo, veicolato proprio perché casca dall'Europa come portatrice del verbo, che poi nell'attuarlo nelle diverse land non riesce con successo, non abbia riscontro. Allora, noi dobbiamo capire che da un lato alcune politiche europee negli ultimi anni sono state errate anche dai governi nazionali, penso al governo Monti, sono state basate su degli studi sbagliati di un'università americana di Harvard, semplicemente perché dei professoroni, diciamo così, dell'università di Harvard avevano sbagliato a ricopiare delle celle di un programma che si chiama Excel, che è un programma di statistica molto semplice. Che molti di noi usano, quasi tutti ormai usano, anche per fare i conti della spesa di casa. Ecco, hanno tratto delle risoluzioni sbagliate da uno studio e in base a questa soluzione hanno pensato che per rilanciare in un momento di crisi l'economia, diciamo, il risparmio, il fatto di non guardare agli investimenti, ma di guardare solamente all'austerity, fosse l'unica soluzione. Ecco, dopo un po' di anni, per fortuna, un po' abbiamo scoperto questo inghippo, da un altro lato abbiamo scoperto che in realtà ormai lo dicono tutti e per fortuna anche i nostri politici in questo momento lo stanno dicendo e lo stanno dicendo in Europa, oggi dobbiamo guardare in modo diverso al superamento della crisi. Però la Germania intanto è sempre Che lì non è quello dell'austerity, però la Germania nel passato ha fatto delle politiche che noi ancora forse non siamo abituati o pronti a fare. Ad esempio il pensare di, per un breve periodo, guadagnare tutti un po' meno, garantendo però il posto di lavoro a tutti. E poi la Germania, nel momento in cui ha ricominciato a ripartire, ha ricominciato a promuovere, per esempio, nuova occupazione e incremento di salari. I salari medi della Germania sono più elevati dei nostri, è una locomotiva, Sì, è eccetera. vero, infatti, ma la Germania Allora, lavora su diciamo politici che al di là dei pesi e delle questioni politiche, sicuramente noi abbiamo degli esempi positivi da seguire, degli esempi negativi da non seguire. Si tratta di scegliere, però certamente anche in questo caso stare assieme agli altri aiuta a fare di più sistema. Stare da soli non ci aiuta. Questo a livello di singola impresa, a livello di regione, a livello di nazione. Quindi stare nell'Europa è fondamentale oggi perché l'Europa ci aiuta e in questa fase di programmazione 2014-2020 arriveranno moltissimi soldi, arriveranno tantissimi finanziamenti per fare cose concrete. Quindi sfruttiamoli e cerchiamo di essere più bravi degli altri a sfruttarli. Assolutamente. Affronteremo ancora questi temi perché secondo me sono proprio delle fasi, delle chicche, no, di cultura che a forza di ripetere, uno ne fa una consapevolezza e quindi c'è il passaggio di crescita che è importante. Grazie professore di essere stato qui con noi, grazie a voi di averci seguito. Appuntamento come sempre a domani.